Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella giornata di ieri il Questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di attività del pubblico esercizio La Grande Muraglia Bar Bounty in Gran Viale Santa Maria Elisabetta 6B a Venezia, Lido, per la durata di 10 giorni. Il provvedimento di natura cautelare è stato adottato in seguito ai gravi fatti avvenuti la sera del 24 agosto scorso, quando un gruppo di 5 ragazzi di 15 anni sono stati soccorsi dal personale del 118 SUEM in forte stato di alterazione alcolica per aver consumato, appunto presso il pubblico esercizio Bar Bounty, numerosi superalcolici. A nessuno dei minori è stato richiesto un documento che ne accertasse l'età anagrafica. Ancora cronaca. La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un'ispezione antidroga unitamente ad unità cinofile del gruppo Tessera presso un'area a Castelfranco Veneto utilizzata a scopi ricreativi e gestita da un'associazione non riconosciuta. In particolare, su segnalazione del cane Crypto, sono stati trovati sepolti in un prato oltre 2,5 kg di cocaina, suddivisi in 16 involucri sottovuoto, mentre in un container ubicato poco distante sono stati recuperati macchinari e materiali per il confezionamento e la conservazione della sostanza. Di concerto con il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Treviso, la droga è stata sequestrata e il legale rappresentante dell'associazione denunciato in stato di libertà per traffico e detenzione illecita di stupefacenti. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Parliamo della tragedia di Mestre. Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 11 pazienti coinvolti nel tragico incidente appunto del pullman a Mestre. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere del Veneziano, all'ospedale di Mestre sono ricoverati 4 pazienti, 3 di nazionalità ucraina e 1 di nazionalità tedesca. Per quest'ultima la condizione continua a migliorare, tant'è che i sanitari stanno provvedendo all'organizzazione del suo trasferimento in Germania. Per tutti e 4 i pazienti il decorso è regolare. In continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino di 39 anni che nei prossimi giorni verrà dimesso dall'ospedale. All'ospedale di Milano invece è un paziente di nazionalità croata di 24 anni, il cui decorso risulta regolare. Cambiamo argomento. Ancora un passo avanti per il completamento del percorso ciclabile da Porte Grandi a Cassabbioni. Il Consiglio Comunale di Venezia infatti ha approvato, preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito, la variante 101 al piano degli interventi con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il progetto, redatto dalla città metropolitana, interessa il territorio dei comuni di Quarto d'Altino, Marcon e appunto Venezia. Il Consiglio Comunale ha anche dato mandato all'area sviluppo del territorio e città sostenibile di pubblicare la variante e di svolgere tutte le attività necessarie alla prosecuzione dell'iter di approvazione della variante medesima. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.